Vedo in questi giorni sulla stampa, nei mass media, questo fatto trionfante, no? Il PIL è 1,5%, la crisi ci sta alle spalle e via dicendo. Poi se si va a leggere tra i numeri si vede che per trovare i numeri occupazionali prima del 2008 dovrà aspettare forse ancora un decennio da questo punto di vista. Allora vuol dire che la situazione di criticità è ancora tutta presente dal punto di vista delle povertà. Secondo Don Pistolato, nonostante ci sia chi sostiene il contrario, la crisi si sta facendo ancora sentire e le persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese anche. Vediamo che c'è questa ancora richiesta di aiuto, di sostegno, direi dalle cose più semplici del poter avere una marca da bollo per fare una pratica per il padre morto fino a un aiuto per l'affitto oppure per pagare delle utenze. Don Pistolato evidenzia che non si tratta di situazioni estreme, ma di quella fascia che una volta era chiamata media borghesia. Quelle persone che o per le situazioni di una gravità, per esempio appunto dei lutti, oppure per una separazione, oppure appunto per la perdita del posto di lavoro, oppure appunto per le spese straordinarie che possono avvenire per la rottura della caldaia, per i figli che vanno a scuola e via dicendo, si trovano in una situazione di difficoltà. Questi sono quel ceto medio, diciamo, che bussa alle nostre porte e che ci chiedono un aiuto per fare un tratto di strada. Un passo verso la luce però si vede. Ci sono alcuni segnali positivi da questo punto di vista nel terziario, in tutto ciò che sono i servizi e via dicendo. E, ripeto, ci vuole un tempo un po' più lungo di vedere se crea un fenomeno di stabilizzazione. Abbiamo ancora molti contratti a termine, molti contratti a chiamata, molti contratti che sono ancora a progetto o comunque a scadenze abbastanza brevi e ravvicinate.